Oggi la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si è svolta a Roma in Piazza del Popolo. Il tema dell'evento è stato la polizia che guarda al futuro. Anche ad Agrigento le celebrazioni hanno preso il via stamattina con la deposizione di una corona alla lapide commemorativa dei caduti da parte del prefetto Caccamo e del questore Palumbo. La cerimonia si è svolta poi presso il Palacongressi di Agrigento alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia. Nel corso dell'evento sono stati anche conferiti riconoscimento al personale che si è distinto in significative operazioni di polizia. Alla festa hanno partecipato anche alcune rappresentanze degli istituti di istruzione primaria e secondaria della provincia, presente anche l'associazione Donatori Nati Polizia di Stato, che in collaborazione con l'autoemoteca ADAS hanno organizzato una raccolta di sangue contribuendo concretamente con un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità. Nel corso dell'evento anche l'intervento del questore che ha tracciato un bilancio positivo dell'attività svolta in provincia di Agrigento. Credo che il bilancio, l'impressione della positività non è data semplicemente dal dato numerico che possiamo vedere sulle statistiche degli interventi eccetera. Io credo di poter percepire quello che è il sentimento della cittadinanza della provincia di Agrigento nei confronti della Polizia di Stato, ma mi sento di dire nei confronti di tutte le forze della polizia, cioè sentiamo che il nostro operare è qualcosa che viene visto estremamente con favore da parte dei cittadini e questo per noi è il miglior riconoscimento, è il più importante riconoscimento che possiamo avere su quella che è l'importanza della nostra presenza e del nostro operare nel territorio. I giovani e la collettività sono il nostro punto di forza, il nostro faro verso cui dobbiamo puntare l'obiettivo. Dobbiamo dare sicurezza, ma dobbiamo dare anche esempio, lo dobbiamo dare ai giovani per far sì che crescano insieme anche a noi, attraverso i nostri valori, per la giustizia e per la legalità e naturalmente alla collettività intera, a cui siamo chiamati a dare sicurezza. Sicurezza attraverso il nostro essere presenti sul territorio, ma sicurezza anche attraverso una presenza più quotidiana, anche con quelle che sono segni di attività del nostro essere cittadini e non soltanto essere poliziotti, come partecipare a quella che è la vita pubblica al servizio del cittadino, partecipare a quelle che sono le necessità come anche la raccolta del sangue che stiamo facendo proprio oggi attraverso il giorno della nostra fondazione. Perciò, ripeto, questo per noi è un segno molto importante di presenza, una presenza che deve essere tradotta nel vivere insieme al territorio, assieme ai propri cittadini, ascoltando quelli che sono i bisogni di legalità e sicurezza.